Queste due. Allora, buonasera a tutti, un caro saluto di benvenuto. Mi scuso perché avevamo tentato il possibile per poterla, questa presentazione, proiettare fuori e purtroppo non siamo così tecnologicamente avanzati e non si vede niente, abbiamo dovuto ripiegare e venire qua dentro. Niente, vi ringrazio per essere presenti perché questa sera presenteremo una trasformazione del nostro comune che lascerà sicuramente il segno per i prossimi, penso, 50 anni e forse anche di più. Ringrazio soprattutto il ex vicepresidente dei Borghi e ora presidente del comitato scientifico dei borghi più belli d'Italia, era da queste parti, ha visto online che c'era questa presentazione e ha detto perché no, faccio 20 chilometri in più e vengo a vedere. È stato anche lui sindaco di Corinaldo, ha passato un po' quello che sto passando io adesso, ma a un certo punto c'è riuscito anche lui e spero di farcela anch'io. Lui si chiama Livio Scattolini perché altrimenti non ha solo la qualifica, ha anche un nome e cognome come tutti quanti noi. Allora io vi voglio presentare prima di tutto il pool dei professionisti ai quali è stato affidato questo incarico di rivedere un po' quella che Follina, sono 50 anni che abbiamo negli occhi, ma che molto probabilmente per quelli che hanno la mia età o forse anche un po' di più si ricordano cos'era Follina. Io quella piazza l'ho vissuta da giovane in quanto mia mamma vendeva per la latteria di Valmareno nel posto dove adesso c'è il negozio della Mari alla Volta, è la Volta là? Ecco, mia mamma vendeva latte e formaggi per conto della latteria. E mi ricordo quando giocavo in quella piazza insieme al nostro carissimo e compianto e anche mio coetaneo Carlo Rebeschini. E so quanto bella era quella piazza, so che manifestazioni si sono avute all'interno di una piazza che secondo me era il salotto più bello della provincia di Treviso. Allora abbiamo affidato il pool questo incarico di rivedere se in questi tempi moderni e pensando un po' anche al futuro di farci una proposta di recupero tenendo presente tante cose che poi dopo loro vi spiegheranno e che questa proposta che vi andiamo a presentare è frutto di un lavoro abbastanza lungo, durato mesi, e che ha raccolto sinceramente il plauso di tutti gli enti che poi saranno destinati a dare la loro approvazione. Mi riferisco soprattutto alla Soprintendenza ai Monumenti di Venezia che questa sera voleva partecipare con il proprio responsabile di zona che era l'architetto Fiorino, ma non è potuto arrivare perché deve recuperare le ferie che lo Stato gli impone di recuperare entro il 15 di giugno prossimo. Mi ha detto di portarvi il suo saluto e che tutte le indicazioni che da lui in particolare ci sono state date sono state tenute in considerazione. Poi vi devo dire che abbiamo anche presentato questa proposta alla paesaggistica della provincia di Treviso, l'architetto Greca, la quale anche lei ci ha dato dei suggerimenti che sono stati poi presi in considerazione dal pool e soprattutto, cosa più importante, con la provincia di Treviso per la viabilità. Una viabilità che è stata creata alla fine degli anni 50 e che ha segnato profondamente il nostro centro storico. Vi li voglio presentare il pool. Abbiamo l'architetto Fabio Nassuato, che è questo, che fa così con la testa,
e con il suo collaboratore Nicola Stravaini, che poi è quello che ci aiuterà con proiettando le immagini. Poi abbiamo l'ingegner Yannick Darè, che è occupato dei sottoservizi, perché anche quella è una cosa importantissima per porre rimedio a dei problemi che abbiamo soprattutto per via dello scarico delle acque meteoriche. Poi abbiamo il perito Mirko Bovo, che ci sta seguendo per l'impianto illuminotecnico di tutto il comune, è quello che ha già provveduto a mettere mano ad alcune parti che erano un po' fatiscenti già del comune. E poi, voglio che venga qua, ho Massimo Paier. Con Massimo Paier devo fare una puntualizzazione. Lui è stata la prima persona con cui 3 anni fa, e forse anche più, 2018, abbiamo cominciato a pensare insieme a lui, perché lo reputo un architetto molto valido, con delle idee molto innovative, e il primo che ho parlato è stato con lui e insieme a Simone Corazzin, che se la sta godendo fuori invece di essere qua, abbiamo cominciato a mettere un po' i punti, a pensare come potevamo recuperare questo centro storico, perché non si parla solo della piazza 4 novembre, ma si parla soprattutto dell'intero centro storico, vedere come recuperare questa nostra follina. Lui è rimasto così con me come consulente e d'appoggio anche con il pool, ed è quello che si è occupato principalmente, e l'ha fatto in tempi non sospetti, anche del rilievo del traffico, per capire come potevamo muoverci, ma non l'abbiamo fatto solo ora quando avete visto che abbiamo chiuso la strada, eccetera, eccetera, ma lui lo ha fatto anni fa. E voglio spezzare una lancia nei suoi confronti, perché mi sono pervenute delle voci che mi hanno fatto veramente male, cioè delle voci che hanno messo in dubbio l'onestà di Massimo, e che questi rilievi e questi, come si dice, del traffico, monitoraggio del traffico, se li sia inventati. Siamo arrivati perfino a questo. Massimo è un follinese come noi, come tutti quanti voi, e ama la sua follina. Non si sarebbe mai permesso, soprattutto perché è un professionista serio, di arrivare a tanto. Per cui io lo ringrazio, perché non avendo nessun incarico, lui è qua per dare una mano, per rivedere la sua follina come forse anche lui l'ha vista per il passato. Vorrei che gli facesse anche un bel applauso. Concludo, perché non è importante sentire il sindaco stasera, è importante sentire cosa propongono i professionisti che hanno redatto appunto questa proposta. Li ringrazio, perché ho visto che non hanno messo solo la loro indiscussa professionalità alla redazione di un progetto che è stato da tutti ritenuto valido, ma perché ci hanno messo quella cosa che è essenziale per poter recuperare un bene di così alto valore. Ci hanno messo l'amore per Follina. Guardate, certe volte, perché il sindaco poi è il parafulmine di tutto, no? E sembra che non gli arrivi niente, ma poi gli arriva sempre tutto. Allora, certe volte mi sono chiesto, ma perché questi professionisti che giustamente sotto il profilo professionale così avranno un palmarès nella loro professionalità di alto rilievo, perché intervenire nella Piazza di Follina non è una cosa che può capitare tutti i giorni, o soprattutto nella vita professionale di un professionista. Ma ho visto che ci hanno messo quella cosa indispensabile che è l'amore per questa nostra Follina. Delle volte ho detto, ma come mai vogliono più bene loro a Follina che certi miei concittadini? E questo mi ha fatto abbastanza male, perché siamo qua tutti per riuscire a dare nel migliore dei modi una sistemazione a quella che io ritengo una delle piazze più belle della nostra provincia di Treviso. Mi dispiace per te, Livio, ma la nostra Follina è davvero bella e vogliamo bene.
Rimetto gli occhiali, altrimenti mi dimentico qualcosa. Volevo anche ringraziare tutto il personale del Comune che mi ha seguito in questi mesi, spronandomi anche nei momenti in cui avevo anche avuto così delle difficoltà. E in questo, oltre a ringraziare loro, vorrei ringraziare in particolare l'architetto Cominato e l'architetto Miele, la Raffaella Miele, che è qua fuori, per avermi dato quel giusto supporto per arrivare a portare a questa presentazione questo progetto importantissimo. Ringrazio anche i miei amici consiglieri. Mi hanno visto qualche volta un po' abbattuto, ma hanno saputo darmi quella carica e quella energia che per un sindaco sono indispensabili. Concludo dicendo che vorrei fare mie le parole che ha detto Papa Wojtyla quando si è insediato nel 1978 a San Pietro. Vi ricordate? Non quello che ha detto dal palco quando ha detto se sbaglio mi corrigerete, ma quando ha detto nel suo discorso non abbiate paura dei cambiamenti, guardate in là, guardate al futuro. Mi sembra che poi sia successo qualcosa nella nostra Europa, no? Non tante cose, ma insomma è andato giù un muro di Berlino e sono andate giù tante altre cose. Per cui a voi chiedo sinceramente, vi esorto, ve lo dico col cuore, non guardate questo progetto, questa presentazione con i vostri occhi. Guardateli con gli occhi dei vostri figli e dei vostri nipoti, per chi è un po' più anziano come me. Guardatele con gli occhi, vi dico, dei vostri figli e dei vostri nipoti e provate a pensare se vorreste per loro la Follina che abbiamo adesso o la Follina che vi verrà presentata. Grazie. Buonasera innanzitutto. Quando l'amministrazione comunale di Follina ci ha chiamato, ci ha chiamato e ci ha chiesto di affrontare il tema della piazza di Follina, della nuova piazza di Follina, lo accennava prima il sindaco, per noi è un momento professionale, da una parte affascinante, dall'altro terribile, nel senso che il progettare, il pensare, il valorizzare, riqualificare, intervenire in uno spazio come una piazza è un tema particolarmente complesso. Quello che abbiamo cercato di fare è di cominciare a pensare, analizzare e vedere Follina, come è nata, lo sviluppo che ha avuto Follina e come siamo arrivati ai giorni nostri. Questo diventa un percorso che diventa la chiave di lettura sulla quale poi abbiamo agito e abbiamo fatto la nostra proposta di intervento. Questo documento lo conoscete tutti sicuramente, una mappa del XVII secolo che rappresenta graficamente la Follina in un determinato momento. Quando noi pensiamo a piazza, pensiamo è intesa come luogo centro di una comunità, un luogo attorno al quale si sviluppa un tessuto. Follina nasce con l'abbazia, nasce con una serie di aggregati, ma subito nasce, come dappertutto, nasce una piazza. Cos'è una piazza? Uno spazio aperto, pulito, che con il tempo assume una sua precisa connotazione, sul quale tutto si affaccia, soprattutto gli elementi più importanti che caratterizzano il luogo, la comunità. È uno spazio all'interno del quale avvengono tutta una serie di attività legate alla comunità, le manifestazioni religiose, manifestazioni civili, il semplice divenire di tutti i giorni, il luogo di incontro, di aggregazione. Nel corso dei secoli, in qualsiasi luogo noi andiamo, la piazza la leggiamo con questi semplici elementi. Con Follina, questa mappa lo riprende benissimo, al di là dell'impianto dell'abbazia, che vuol dire
scrivibile subito dopo il 1000, ma notiamo che una viabilità importante, che è via Pallade e via Paradiso, danno origine e vanno da sfociare in quello che è in questo spazio dove cominciamo a notare i primi elementi di aggregato urbano, ma che comunque comincia ad avere una sua connotazione. Ovviamente questo è come fosse uno scatto fotografico, no? Fatto in un determinato momento storico, ma era sicuramente presente da molto prima. Quindi questo luogo aveva già preso i suoi connotati. Tutto il tessuto di Follina piano piano da questo si è sviluppato, si è diradato, si è espanso lungo il territorio, ma tutto nasce da qui. Quello che possiamo vedere, una viabilità, uno spazio libero, ma se continuiamo nel corso del tempo ad analizzare quei documenti che ci permettono di riprendere il medesimo scatto fotografico, ma di vederlo nel tempo, vai avanti. Quello che noi possiamo notare è che dall'impianto del XVII secolo, dove abbiamo individuato genericamente un ambito, una viabilità che vi fa accedere, notiamo che già ai primi dell'Ottocento questo spazio, con questa viabilità che vi arriva sempre via Pallade e via Paradiso, è uno spazio ancora presente, il tessuto edilizio si ricuce attorno, rafforza il perimetro di questo spazio e addirittura a un certo punto questo tende ad espandersi, a raggiungere il Follinetta, il Follina in questo punto. Quindi abbiamo un impianto originale, abbiamo una seconda espansione e questo lo ritroviamo, questa duplice lettura, originale, principale e poi successiva, la ritroviamo, ma nel tessuto viario questi elementi li ricominciamo a ritrovare ancora. Troviamo però che l'edificato si rafforza, no? I palazzi, alcuni dei palazzi più belli di Follina sono proprio sulla piazza, quindi questo fronte si ricuce, questo si chiude che prima non lo era, si comincia a tessere anche tutto attorno il perimetro e questi elementi li abbiamo tutti rilevati fino ad arrivare al Novecento, dove un elemento assolutamente anomalo, prettamente funzionale, perché lo sviluppo lo richiedeva, non stiamo a disquisire di scelte fatte un suo tempo, perché c'era una logica completamente diversa, forse per certi aspetti non riusciamo a comprendere il tutto, però c'è stata, ed è questa viabilità provinciale. Questa viabilità entra diretta, attraversa il paese, rimuove alcuni elementi architettonici, si fa spazio e collega la direzione Miana fino verso, diciamo, Vittorio Veneto, Cisò. Questo elemento entrando nella piazza ne altera completamente quello che è la sua funzione, la sua percezione, totalmente. Da quel momento in poi la piazza non esiste più, perché abbiamo una viabilità e gli spazi residui si trasformano in marciapiedi e parcheggio. La piazza non c'è più. Vai avanti. Questa è un'immagine di inizio Novecento di com'era la piazza di Follina ed è la foto emblematica di ciò che è il concetto di piazza. C'è uno spazio preciso, delimitato, di cui i fabbricati principali vi si affacciano. Vai avanti, Nicolas. Questa è una vista dall'alto in cui vediamo che addirittura qui c'è già il punto in cui si è portata verso il Follina. Vai avanti. Qui si vede ancora meglio, sempre la viabilità storica che è sempre netta, precisa, no? Che continua, e questa delimitazione che la ritroviamo. Vai avanti. Questa è un'immagine in realtà fine di 800, dove c'era ancora la chiusura vicino al Barberis, la chiusura che si collegava a quello che era l'impianto dell'abbazia di Follina, che poi è stata la porzione rimossa, no? Però comunque c'era questo continuo. Come vi dicevo, la piazza è luogo delle attività di cerimonie, manifestazioni, mercati, tutto avviene nella piazza. È un luogo preposto a questo, no? Oltre a essere punto di riunione della comunità, luogo attorno al quale si sviluppa una realtà urbana, ma è luogo dove avviene la vita di una comunità. Di per sé la piazza è memoria di una comunità, perché raccoglie nel corso dei secoli, raccoglie tutti quegli elementi, quei segni che raccontano una comunità. È luogo di memoria in assoluto. Le cerimonie religiose, fronte Barberis. Poi la viabilità provinciale entra il progresso, entra una visione diversa, entra
una logica di sviluppo generale diversa, e questo elemento non entra in realtà in una piazza, ma ne occupa completamente l'essenza, per cui entra, ciò che resta è un marciapiede e un altro marciapiede e uno spazio parcheggio. Di conseguenza è la piazza che si trasforma in viabilità. La piazza sparisce, non c'è più. Oggi, per poterla utilizzare per piazza, dobbiamo sospendere l'attività viaria per poterla avere come piazza. La piazza è il contrario. La piazza è uno spazio che permette, con determinate regole, eventualmente la viabilità. Non è la viabilità che permette di essere piazza, è proprio concettualmente diverso. Vai avanti. Quindi oggi, se la guardiamo da un punto di vista dall'alto, vediamo che è un grande snodo viario, no? Dove abbiamo le viabilità, abbiamo la zona parcheggio. Ovviamente con la realizzazione della strada provinciale Via Martiri viene a crescere. Oggi, prima era, se vi ricordate l'immagine, uno spazio privato, chiuso, celato, e qui erano tutto campi, poi si apre e qui trova sede appunto la sede municipale e si amplia e si collega verso Piazza Marconi. Nell'ambito del nostro ragionamento, vai avanti, quello che abbiamo cercato di capire è stato che il tema di fare una piazza in realtà non vuol dire riqualificare un paese, è un tassello di un puzzle molto più articolato, che da dove comincia la riqualificazione di un paese. Semplicemente la piazza 4 novembre non risolve i problemi, ne pone soluzioni fino a un certo punto, ma poi il procedimento, il processo di riqualificazione deve continuare, deve essere più esteso. Cosa vuol dire più esteso? Vuol dire che deve essere fatto un'analisi, una verifica su quella che riguarda la viabilità, l'uso di questo spazio, l'uso dello spazio dove c'è la sede comunale, per cui noi abbiamo proposto un certo tipo di intervento, e ragionare su quella che è la viabilità generale, perché questo elemento è semplicemente un tassello. Vai avanti. Nel percorso di analisi noi dobbiamo raccogliere più dati possibili che ci fanno la fotografia della situazione attuale e comprendere ciò che noi facciamo come gesto, perché noi siamo un gruppo di lavoro, poi ci può essere un altro gruppo di lavoro che fa un'altra ipotesi, non è la verità quella che noi abbiamo. Noi ci arriviamo attraverso un percorso. Uno dei dati importantissimi era comprendere questa presenza, cioè quell'elemento che ha creato l'alterazione totale dopo secoli, di uno spazio pubblico che è diventato altro. E quindi la strada provinciale. A quel punto, oltre ai dati storici, oltre alle verifiche generali sulle viabilità secondarie, oltre a comprendere concettualmente Follina come riqualificazione in senso generale, uno dei primi appuntamenti che abbiamo avuto è stato con la provincia di Treviso per ragionare sulla viabilità. Come ho detto anche recentemente, nel nostro piccolo auspicavamo di poter fare una riduzione drastica di questa viabilità. In realtà la strada provinciale non è modificabile, ha norme nazionali che non sono assolutamente gestibili, cioè i margini di movimento sono estremamente contenuti. Però abbiamo cominciato a fare un percorso, un ragionamento che è stato quello di comprendere cosa avviene nella città dal punto di vista viario, come l'abbiamo fatto dal punto di vista storico, come l'abbiamo fatto su altri settori, anche dal punto di vista viario abbiamo cercato di comprendere com'è adesso e come potrebbe essere, quali sono i cambiamenti, quali sono le situazioni che si vengono a innescare. Vuoi fare 2 ragionamenti? Quindi, agganciandomi al discorso dell'architetto Nasuato, appunto abbiamo fatto un'indagine del flusso di traffico. La prima l'abbiamo fatta nel 2018, ponendoci proprio davanti al Palazzo Barberis nei mesi di aprile, settembre e ottobre, monitorando per una settimana. Abbiamo raccolto i dati di tutte le direzioni, quindi verso Miane, verso Cison e viceversa, verso la piazza Marconi, verso Pieve. E abbiamo riscontrato un certo numero di veicoli che poi in questa fase abbiamo comparato con un'altra verifica fatta da 8 persone che nelle 12 ore o 14 ore al giorno erano presenti in 3 punti strategici
Prego? No. Ascoltate e poi intervenite. No, è recente, abbiamo fatto due analisi. Abbiamo fatto 2 analisi, una le abbiamo fatte 3 mesi fa, quindi come ha chiesto la provincia abbiamo chiuso via Martiri della Libertà, l'amministrazione comunale l'ha chiusa e in 3 punti strategici abbiamo rilevato il traffico, quindi nelle direzioni Miane-Cison, Cison-Miane e Miane-Pieve, quindi Miane-Pieve è la direttrice che passa per via Cimitero, quindi essendo chiusa via Martiri della Libertà il giro era questo. Da questo abbiamo raccolto tutti i dati che poi quando siamo andati in provincia abbiamo verificato che i nostri rilievi erano quasi simili, se non simili, a quelli della provincia, quindi il dato è ufficiale e è preciso. L'amministrazione comunale ci ha chiesto anche di fare un'ulteriore verifica in piazza Marconi. Quanti veicoli fossero transitati per piazza Marconi e quanti di questi si fossero fermati per accedere alle attività oppure per sostare direttamente in piazza, sia con via Martiri della Libertà chiusa che aperta. La discrepanza sono pochi punti percentuali e abbiamo visto che quando via Martiri della Libertà è chiusa la gente si reca più facilmente in piazza Marconi per sostare e accedere alla piazza piuttosto che via Martiri della Libertà aperta. Questo qui ci ha dato dei dati che poi l'ingegner Darè ha inserito in un modello di elaborazione che vi spiegherà, e questo qui è andato avanti per 2 settimane, quindi la raccolta dei dati è stata fatta sul campo, non in via teorica, e confrontando appunto, come dicevo prima, con quelli della provincia, i dati coincidono. Quindi lascerei la parola all'ingegner Darè che vi spiega il modello di calcolo. Prendo un attimo la parola io. Io non voglio chiudere la bocca a nessuno, non l'ho mai fatto in vita mia e non lo farò questa sera. Ho detto che aspettiamo, dovevo dirlo forse all'inizio, aspettiamo la presentazione, perché se ognuno per una cosa che gli sembra o non gli sembra interviene non finiamo più. Alla fine della presentazione avete tutte le possibilità e chiedete, fate le vostre domande perché siamo qua per questo. Mi scuso, non volevo sembrare così irruento. Comunque per rispondere, sono stati poi validati anche quei dati del 2018, perché giustamente i dati di quest'anno sono stati presi, eravamo in zona gialla e quindi comunque avevamo bisogno dei dati da tarare per poter elaborare il modello, che è quello che ho fatto io. Sostanzialmente, siccome in provincia abbiamo presentato 2 soluzioni. La prima soluzione era forse ambiziosa, era quella di fare viabilità unica alternata con impianto semaforico che permetteva di restringere la carreggiata notevolmente, e la seconda soluzione era di ridurre la carreggiata e di avere dei sistemi mitigatori che permettevano comunque di abbattere le velocità. E se vai avanti vediamo il modello. Sì, vai avanti. Ovviamente abbiamo fatto 3 scenari, modellizzato 3 scenari, uno dello stato di fatto con appunto i dati tarati e validati, tarati con i dati 2018 e validati anche dalla provincia, per avere un punto zero per capire come si comportano i mezzi viari con lo stato di fatto. Quindi questo, senza andare nel tecnico, A e B sono stati i primi schemi di flusso dove abbiamo valutato le portate e dove col modello si è andato a valutare i tempi di percorrenza con semaforo o con rallentamento. Poi è stato elaborato il modello che segna anche le velocità e sono stati identificati i livelli di servizio della viabilità. Col modello è venuto fuori che
Ovviamente lo stato di fatto, che è poi la base, è di riferimento ai livelli di servizio A, che è la migliore che ci possa essere, anche perché a parte qualche coda all'incrocio del Palazzo Barberis, tutto sommato è una viabilità molto fluente che non crea problemi. È stato fatto quindi il primo modello con l'impianto semaforico a viabilità alternata, e purtroppo abbiamo dovuto constatare che il livello di servizio si abbassava, e questa soluzione, con la formazione di code anche significative, lì vedete 120 o 80, ma sono dati che hanno tantissimi coefficienti, e quindi sono sicuramente significativi per il fatto che non erano accettabili né da noi e tantomeno dalla provincia, che ci ha bocciato subito questa soluzione. E invece la soluzione che poi abbiamo adottato per il progetto è quella con mitigazione del traffico, quindi restringimento della careggiata e anche, come vedrete poi, l'ingresso di 2 porte urbane. Questo si vede già, dove avremo un'isoletta intermedia e un ulteriore rallentamento del traffico a monte e a valle della piazza, e questo ha funzionato perché tutto sommato rimaniamo in livello di servizio A, il ritardo medio veicolare è di pochi secondi, e è stato accettato, insomma, questa soluzione di mitigare la viabilità in piazza con riduzione a 30 km/h per tutta la percorrenza della strada, con un restringimento di mezzo metro della viabilità. Sì, questo vuoi parlare tu? Quindi vediamo qui che... Ascolta, dobbiamo fare una cosa perché fuori mi dicono che si sente poco. Vediamo se riusciamo con 2 microfoni, accendendo questa cassa, a portare... Quindi da qui vediamo che il tessuto viario di Follina in pratica si presta a qualsiasi soluzione, che sia il nostro progetto, che sia altri progetti. Abbiamo un tessuto viario che ci permette di oltrepassare il centro, fermarci in centro, bypassare una parte, il Masot piuttosto che la parte della Caldea, quindi tutte queste considerazioni sui dati raccolti, il modello di calcolo e la viabilità di Follina, che sopporta tutto il traffico, non il traffico pesante, quello lì verrà considerato in altra maniera. Da qui siamo partiti per formulare la nostra proposta progettuale. In qualsiasi caso, in qualsiasi via, noi riusciamo ad accedere al centro storico, ad accedere a Piazza Marconi e ad accedere a qualsiasi altro punto della piazza, di Follina, del centro di Follina, scusate. Quindi da tutte queste considerazioni e da anche i progetti futuri, tipo è in progetto una rotatoria al nord di Follina, quindi non è solo la viabilità centrale con la piazza, dobbiamo vedere... Dobbiamo pensare in grande, quindi una rotatoria ce l'abbiamo già qui, la direzione Miane ha anche il suo passante che bypassa per andare a Pieve di Soligo, quindi la piazza, come diceva l'architetto Nassuato, è solo un punto di partenza. Dobbiamo guardare proprio tutto l'ambito di Follina per capire il progetto e per capire che ci sono delle viabilità alternative. È solo un po' entrare nell'ottica dell'abitudinarietà delle persone, in primis me stesso. Quindi da questo è scaturito il progetto tenendo conto appunto di tutte queste variabili qui. Quindi il tema della viabilità è stato un altro tassello sul quale abbiamo ragionato. E cosa ci ha detto?
che l'idea che, come diceva prima anche Yannick, balzana, perché mi rendo conto che poteva essere tale, di ridurre drasticamente il flusso viario della strada provinciale, di per sé non era possibile. I numeri che vi ha spiegato prima, cioè il fatto di questi diagrammi che avete visto il rosso e il giallo, indica cosa? Che nella soluzione iniziale che si era ipotizzata, che è stata valutata, avremmo potuto avere in alcune occasioni, bastava anche solo 2 volte all'anno, il formarsi di una coda, qualora avessimo fatto il senso unico alternato con un impianto semaforico, avremmo avuto delle code che potevano raggiungere anche 50, 60, 70, 80 metri, che è inaccettabile per un centro urbano, motivo per il quale è stata scartata. E quindi siamo passati invece a una soluzione diversa, che adesso vi faremo vedere, che è una soluzione di riduzione della carreggiata con 2 porte di ingresso per rallentare il traffico. Questo su indicazione e suggerimento della provincia, che le sta già adottando in diverse realtà. Come diceva Massimo, ribadisco, il concetto di riqualificazione di una piazza è un tassello, deve essere coordinato insieme a tutta una serie di altri gesti. La famosa rotatoria sulla strada che si va verso Cison, che è una previsione di piano, è un elemento che deve essere realizzato. Il fatto che alcune viabilità secondarie trovino limiti di velocità, non transito dei camion, deve essere regolamentato. Tutte queste sono indicazioni che poi noi nella nostra proposta diamo all'amministrazione, indicando il perché affinché il flusso viario. Vai avanti. Quindi, ragionando su quello che è il concetto della viabilità dei flussi nord-est, sud ed ovest, abbiamo compreso che per noi diventava importante un ragionamento sì sul luogo piazza, ma poi deve essere portato ed esteso il concetto ad altre realtà e altri siti nell'ambito del comune, proprio per proseguire, portare avanti quella che è l'opera di riqualificazione generale. Nella nostra proposta noi non ci siamo limitati a prendere in considerazione questo spazio, perché la grossa alterazione che ne è avvenuta della ex sede, perché ormai è ex sede municipale, secondo noi, secondo la nostra visione, deve essere coinvolta in un programma organico. La nostra proposta è una proposta quindi che prende in considerazione tutto questo ambito, quindi come potete vedere tutto quello che è lo spazio pubblico dell'ex sede municipale. Ne abbiamo quindi ragionato e analizzato a vari livelli quello che poteva essere il percorso e la stratigrafia storica, quello che sono le viabilità storiche, quelli che sono i fronti di palazzi storici, quelli che sono stati invece oggetto di alterazione nel corso degli anni, quella che rappresenta la funzione, cioè quanti parcheggi ci sono ad oggi, li togliamo, li rimettiamo, come li rimettiamo. Quindi abbiamo cercato di capire quello che è l'uso attuale, la funzione attuale, per cercare di fare una proposta che vada a soddisfare una serie di requisiti che noi ci siamo posti fin dall'inizio. Vai avanti. In questo caso passa pure solo gli ambiti di proprietà privata che ci sono, capire dove è pubblico, dove non lo è, capire tutte le reti di sottoservizi, perché voi dovete immaginare che non è solo la pelle superficiale, noi scendiamo in profondità e tutto ciò che troviamo sotto, reti e sottoservizi che ci sono, verranno rifatti. Ciò che non c'è verrà fatto ex novo. L'impianto e i sistemi fognari, per capire a dirne una. L'abaco di quelli che sono i materiali presenti, quelli storici che vengono tenuti, gli altri invece verranno rimossi. E quindi, riassumendo quello che è stato il percorso di conoscenza che abbiamo cercato nel nostro piccolo di fare e di comprendere sullo sviluppo che ha avuto nel corso del tempo la piazza De Follina, e individuando una serie di elementi che vanno dagli edifici più storici, dalla viabilità, dagli elementi a terra, i segni che sono rimasti dopo anche il passaggio dell'ultima viabilità provinciale, abbiamo compreso che sarà l'idea, secondo noi, è quella, come dicevo all'inizio, di una piazza che permetterà in maniera limitata, in punte di piedi, la presenza di una viabilità. Non sarà come oggi, ma sarà esattamente il contrario. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che la viabilità non si può spostare. Abbiamo trovato enorme collaborazione da parte
da parte della provincia di Treviso per quanto riguarda i trasporti e infrastrutture, e quindi abbiamo compreso che la viabilità viene mantenuta ma sarà a un traffico rallentato e limitato. Vai avanti. Questa è l'idea di piazza. Secondo noi la piazza, con quegli elementi che avete potuto vedere prima, rappresenta quindi la piazza, l'elemento piazza, dove abbiamo la prima parte che rappresenta l'impianto originale, quello che per secoli ha caratterizzato la realtà di Follina, fino ad arrivare a un punto in cui dopo, verso la fine dell'Ottocento, questa si estende e arriva fino al Follina. Qui con degli elementi che sono sia terra che rilevato si va a dare la gerarchia del luogo primario, ma visivamente noi poi la texture la troviamo che questa continua fino al corso d'acqua, quindi il corso d'acqua diventa il limite, l'edificato, i palazzi storici ne sono il perimetro, la contornano, la dichiarano. Questo elemento ovviamente avrà presente la strada provinciale, sarà di carreggiata ristretta, leggermente ristretta a quella attuale. Non cambieranno i flussi viari rispetto a via Pallade che continuerà a avere senso unico, a via Paradiso che continuerà ad essere a doppio senso. Questo non comporterà nulla di tutto questo, manterremo quello che è il flusso viario attuale. La possibilità invece che andiamo a coinvolgere come piazza questo ambito dove c'è oggi la sede, ex sede municipale, fa sì che il tratto di viabilità che va dalla provinciale fino ad arrivare in questo punto dove finisce, dove c'è il ristorante, verrà interrotto a favore di un elemento filtro verde che con un gioco di quote permetterà di avere sulla parte retrostante uno spazio, perché non è in realtà un parcheggio, ma è uno spazio che potrà essere adibito a parcheggio. È uno spazio che avrà quote diverse, in modo che chi passeggiando transita e a quest'area verde dove si può sostare, può fermare, che è un elemento di filtro che accede alla piazza, perché qui sono in piazza, qui sto arrivando alla piazza. È uno spazio, un elemento di collegamento. In questa zona questo piano è sfalsato, è più basso, per cui percepisco sì e no la presenza delle auto. Quest'ambito mi serve e mi permette anche di gestire il flusso che è corretto che vi sia per l'accesso alle residenze che attualmente è presente. Fammi vedere se è attaccato. E mi permette... No, fastidio. E mi permette anche di poter avere in questa zona un elemento di delimitazione dell'ambito verde, che è un elemento monumento che raccoglie quelli che sono i nomi dei follinesi che nel corso del tempo hanno caratterizzato e sono stati caratterizzati nella presenza della vita di Follina. L'elemento piazza sarà gerarchizzato tra questo ambito, quest'ambito e questo. Sono tre ambiti diversi che avranno tre trattamenti diversi. Le finiture saranno diverse. Pietra di trachite alternata con giallo d'Istria. Qui abbiamo invece un fondo che è tipo, fate conto, un calcestruzzo pavimentato che assomiglia a terra battuta, mentre questa è una parte che viene asfaltata ma avrà un asfalto particolare perché sarà cromaticamente abbinato al resto in tutto spessore. Questa zona permetterà anche di tutte quelle attività che oggi possono essere svolte sulla parte della pavimentazione della piazza, il mercato settimanale, potrà trovare posto in questa zona perché verrà totalmente attrezzata con sottoservizi per questo. Poi lo vedremo più avanti. Una cosa importante, Palazzo Barberis. Palazzo Barberis, oggi edificio pubblico, futura sede del Museo dell'Acqua, che attraverso un percorso di segni, di gesti dell'acqua arriverà in questo elemento che poi vedrete in un render, che è un elemento scultoreo che viene alimentato da queste fontane e che rappresenta di per sé come nasce Follina, cioè Follina nasce attorno all'acqua come corso d'acqua per l'attività artigianale, attività acqua che è vita di Follina, su cui si sviluppa poi tutto il suo processo artigianale. Vai avanti. Questi due elementi di cui si parlava prima, poi lo vedete che c'è una sorta di restringimento della carreggiata, se torno indietro un attimo, questi due elementi verranno posizionati ben prima della piazza e dopo la piazza, e questi due punti, in accordo su indicazione appunto della provincia, permetteranno far sì che il traffico arriva, rallenta perché trova un restringimento, procede per 30 all'ora,
fino alla porta successiva e poi riparte. Questo vuol dire garantire, non è come oggi. Oggi arriva il turista e deve salvarsi da un marciapiede all'altro, perché se non è sul marciapiede è su un parcheggio, se non è sul marciapiede è sulla strada. In questo caso è il veicolo che entra in punta di piedi. Entra, attraversa a bassa velocità, vuol dire salvaguardare i fabbricati, vuol dire salvaguardare le persone che frequentano lo spazio pubblico, e poi esce e riprende la sua marcia. Questo non sarà garantito solo da questi elementi, da un sistema elettronico che ne rileva i mezzi, entrata e uscita, se superano la velocità o se occupano spazi non adeguati. Questi sono stati messi prima. Perché prima? Perché poi vi faremo vedere che ci sono questi elementi a terra, perché poi la piazza sarà anche organizzata per poter accedere a tutte quelle manifestazioni, quelle attività in sicurezza, come il decreto chiede, e quindi saranno degli elementi che bloccheranno il traffico alla necessità e all'occorrenza, ovviamente. Come vedete sono questi elementi in giallodistria su una pietra tracchite che ne giocano leggera raggiera, ma individuano questo come l'ambito primario. Il legame con l'abbazia, il percorso, la cesura che c'era anticamente che viene ripresa proprio per dichiarare porta di ingresso e uscita rispetto alla piazza, e arrivati a questo punto con via Paradiso, via storica importante, che quando il soggetto in questo punto ne percepisce la presenza netta, questo diventa punto sia di riferimento con la piazza, ma ti dichiara che questo è il suo limite originale che poi è stato spostato. E quindi è una lettura contemporanea, ma ne percepisci gli elementi che ti fa capire il prima e la parte successiva. L'ambito del parcheggio è una zona dove i posti auto rispetto a quelli attuali sono maggiori, se non sbaglio di 7-8 posti auto. Ci sono delle zone poi dedicate alle auto elettriche, sono dedicate alle posti biciclette e quant'altro. La cosa importante è che non solo questa viabilità permette l'accesso ai privati, che è doverosissima, ma ne permette, tra questo piano e questo, si permette di avere un salto di quota, per cui le auto, la percezione delle auto sono più basse rispetto al mio percorrere questo spazio pubblico, ma di percorso, quest'area verde che mi fa da filtro prima della piazza e mi permette di poter vedere questo elemento monumentale, oltre il quale percepisco se no prima e dopo i veicoli. Questo per tenere il minor peso possibile dal punto di vista visivo la presenza di del posti auto. Vai avanti. Come vi dicevo, è una sezione, scusatemi, non è molto grande, ma si ne percepisce la gradualità della parte della zona verde, l'elemento monumentale, e vedete in scarto più basso la piazza con la livelletta che tende poi a scendere. Quindi, da quello che è la situazione attuale, la nostra proposta dice potrebbe essere qualcosa di diverso. Potrebbe essere questo. Potrebbe essere questo, che vuol dire cambiare totalmente registro, cioè noi siamo abituati per nostra forma mentis a giudicare ciò che vediamo rispetto a quella che è la nostra esperienza. Io ho 55 anni, la mia esperienza mi dice quello che ho vissuto e mi fa dare un giudizio, un valore. Un intervento architettonico di questo tipo, che ci possono essere soluzioni diverse, intendiamoci, ma quello che noi proponiamo, secondo noi, è un elemento progettuale di grande valorizzazione, cioè diventa, come si dice nel periodo barocco, diventa veramente il salotto, no? Lo spazio diventa il salotto. Purtroppo la viabilità me l'ha tratto morbida, la mia pavimentazione alla piazza arriva, smussa, ho la sede stradale, poi riprende, quindi c'è un concetto di continuità. C'è un concetto di continuità che però ho una viabilità non come oggi che schizzano, corrono a una certa velocità, ma a passo. Prima viene chi frequenta la piazza, dopo vengono i mezzi. Oggi è il contrario. Quest'ambito necessita assolutamente, prima di tutto perché l'edificio, il volume attuale è assolutamente incoerente, non c'entra nulla col tessuto storico di Follina, è un elemento calato lì che non ha nessuna relazione, nessuna motivazione di esistere, sia per dimensioni perché è un fuoriscala, sia per architettura. Ha bisogno invece di creare un elemento verde che mi faccia da elemento di filtro e mi valorizza quello che è il percorso di accompagnamento alla piazza. Quest'ambito diventa uno spazio funzionale perché io qui posso sviluppare tutte quelle attività che oggi vengono distribuite in questo spazio, ma che io invece posso portare in un ambito diverso. Vai avanti.
questa è un'immagine di come è oggi e come potrebbe essere. Vedete l'infilata del segno del gioco dell'acqua, di questo elemento che poi vedremo più da vicino. Vai avanti. Questo è come oggi. E questo è come potrebbe essere. Vai. L'ingresso dalla parte sud, con l'area verde, con un'area con una piantumazione medio-alta di un certo tipo, vai. Qui è la porta d'ingresso alla piazza, sempre da sud. E come potrebbe essere. Vai. Questo sul lato dove c'è alle mie spalle la rampa che porta alle residenze, con la ex sede municipale. E come potrebbe essere, vedete le auto che sono più basse dell'elemento che viene conformato. Vai. E questo è l'elemento. È un elemento sul quale abbiamo ragionato molto con la sovrintendenza. Inizialmente lo pensavamo in pietra, poi a un certo punto il gioco, l'elemento doveva richiamare il gioco dell'acqua, il percorso, la montagna, doveva avere tutto un senso suo. Si è pensato anche di farlo in metallo, la parte superiore. Poi alla fine abbiamo convenuto con la sovrintendenza, proprio l'ultimo incontro abbiamo fatto, che forse l'elemento, la roccia che viene ripresa, che ha l'acqua che scorre lateralmente e anche in maniera superiore, potrebbe essere l'elemento adeguato da collocare, che però percettivamente la mia vista va oltre, lo vedo che va oltre la piazza, ma lui mi indica che lì c'è stato un momento importante nella stratigrafia dello sviluppo della piazza, anche perché questa qui è la parte quella che un po' più si è anche alterata nel corso del tempo dal punto di vista edilizio. Vai. Una cosa importante, come vi avevo accennato prima, la piazza, partendo in verticale, io ne ragiono di quelli che sono i flussi viari pedonali, ne ragiono di quella che è la texture, la pavimentazione, i giochi, i salti di quota, ma devo pensare a una cosa fondamentale, a ciò che avviene sotto. Quando io faccio una piazza, la piazza è, non posso demolire, non posso pensare che fra un anno mi sono dimenticato, ho da fare una rete, devo fare un sottoservizio e la demolisco, devo pensare oggi. Quindi l'intervento che abbiamo noi ragionato è un intervento che adesso vi farò vedere, è radicale. Tutto ciò che c'è sotto piano campagna verrà completamente tutto eliminato a favore di nuove linee, ma verrà tutto implementato. Nella parte superiore che cosa avremo? Innanzitutto, al di là del sistema di controllo targhe, mezzi che passano, velocità o non velocità, uno dei temi che abbiamo sarà, partendo dalla quota più alta, avremo il tema dell'illuminazione. Anche i 3 ambiti che hanno 3 gerarchie diverse, con 3 trattamenti di finitura diversa, anche la luce, che è architettura, anche la luce a tutti gli effetti, deve essere pensata in maniera diversa. Dove la piazza, l'illuminazione sarà data, oggi sono già presenti in parte con queste lanterne con braccetto che sono presenti qui e lì, verranno posizionate in maniera più razionale, ma il gioco dell'illuminazione con questi elementi luminosi, parti di luce, parte ombre, luce ed ombre, sarà il gioco di illuminazione molto tenue di quello che è lo spazio pubblico. Prendo dalla quota e lo illumino utilizzando quelli che sono questi sistemi, ovviamente con tecnologia completamente diversa, con una modalità di illuminazione e un'ottica completamente diversa, ma concettualmente è il braccio che mi permetterà una luce in diretta e mi permetterà di illuminare la zona, illumina l'edificio, gli fa una lavatura di luce e scende fino a terra, ma non uniformità. Questo gioco di luce poi si sposta quando arriviamo nell'area verde, quindi da una certa quota noi scendiamo. L'area verde avrà degli elementi, secondo la nostra proposta, che sono verticali bassi, che fanno delle ventagli di luce a una certa altezza che renderanno i percorsi, sempre luce molto tenue, intendiamoci, non c'è nulla a giorno, molto tenue, ma che permetterà di illuminare i percorsi e l'area verde, quindi con un grado di illuminazione diverso, più di funzione di sicurezza, che illuminerà le sedute, illuminerà il monumento, per poi passare invece al parcheggio. Qui scendiamo ancora. La luce del parcheggio sarà una luce bassa, la cordonata di 22-3 cm avrà un profilo in acciaio dove sarà inserita una linea luce. È una luce come fosse una lama, molto tenue anche questa, che permette di illuminare tutto il piano orizzontale, quindi io arrivo, parcheggio, cammino vedendo benissimo dappertutto, ma non è una luce che valorizza il luogo, ma ne valorizza quella che è soprattutto la funzione.
Qui sono stati fatti da parte del perito Bovo una serie di ragionamenti sull'intensità luminosa, sul tipo di illuminazione, ma come vedete sono delle linee di luce che creano delle lame orizzontali molto molto basse. I sottoservizi. Parliamo prima, allora, innanzitutto tutte le reti che ci sono dell'acquedotto verranno rifatte. Qui c'è stato un confronto con tutte le società che gestiscono, chi l'acquedotto, chi le fognature, i vari sottoservizi, compresa la rete, i dati e quant'altro. La logica è che, essendo un punto centrale e nodale, dobbiamo pensare, si è presa in considerazione di fare una sostituzione importante anche di linee che in questo momento per questi enti rappresentano un problema perché sono obsolete per dimensione e portata. Quindi la sostituzione sarà integrale, addirittura in questa zona verrà fatta tutta una linea di fognatura. Oggi non c'è la fognatura a Follina, ma verrà fatto tutto un sistema per il quale un domani, salendo sia per via Paled, salendo per via Paradiso, prolungandosi, in modo da poter estendere il più possibile le reti. Qui c'è e questa è stata una cosa bellissima, perché tutti gli enti si sono resi disponibilissimi a fornirci tutto il materiale, noi faremo la posa di questo, ma per cercare di implementare e rinnovare il più possibile tutti gli impianti e dare anche la possibilità di avere una rete fognaria che in questo momento su tutto il nucleo centrale non c'è. Non sarà collegata ancora al depuratore, ma un domani potrà essere collegata. Qui arriviamo fino in fondo. Vai avanti. Un tema importantissimo che l'ingegnere Yannick che ha affrontato con il professionista che era stato incaricato a suo tempo è un problema che riguarda le acque meteoriche. Noi abbiamo ispezionato tutte le linee, le abbiamo verificate tutte, e un tema importante delle acque meteoriche sono gli scarichi sul Follina. Soprattutto in ambito di questa zona, via Paradiso, qui abbiamo un problema grande come una casa, perché c'è un problema di allagamento e di accumulo dell'acqua a causa le pendenze e le contropendenze degli scarichi che ci sono attualmente. Il problema, ed è stato affrontato con il progettista che sta portando la cosa, la soluzione l'abbiamo trovata, perché praticamente tutta la linea, questa linea che oggi tende a scaricare sul Follina, ma qui non va bene perché abbiamo quote che non funzionano, porteremo tutto rifacendo la linea esistente che c'è adesso, ma con dimensioni completamente diverse, e la porteremo lungo via Roma. Le pendenze, le quote, gli andamenti ce lo permettono, e quindi risolveremo in via definitiva il problema di allagamento di questa parte qui. Le linee di raccolta delle acque sulla viabilità, sull'intera piazza sono fatte da linee di caditoie continue, quindi lungo la viabilità, lungo i fabbricati, ci saranno tutte linee di raccolta dell'acqua, non saranno solo pozzetti. Questo che vi faccio vedere è uno schema che abbiamo fatto un passo, abbiamo cercato nel nostro piccolo di fare un passo in più anche verso l'uso di questi spazi. Abbiamo pensato di dotare, vedete queste parti rosse? Ce ne sono qui, ce ne sono posizionate in questo ambito, sono delle torri che normalmente sono a filo pavimento. Nel momento in cui vengono sollevate, c'è un sistema meccanico che le permette di sollevare, ci si può attrezzare, adottare quello che è energia elettrica, acqua, ci può essere tutti i sottoservizi che saranno, non più come oggi che ho un quadro, ho il tubo, ho una prolunga, no, non è più così. Questi spazi saranno attrezzati con questi elementi che permetteranno quindi di utilizzare quest'ambito, come anche quest'ambito, per tutte le attività possibili e immaginabili, i mercatini, le manifestazioni, qualsiasi cosa, i servizi sono portati dappertutto. La viabilità, ci saranno degli elementi di protezione che saranno messi in questi punti, e questi, come vi accennavo prima, sono elementi non elettronici ma manuali per questioni di sicurezza, che permetteranno in caso di manifestazioni, oggi nelle piazze vedete i camion messi di traverso sulle strade per bloccare eventuali attentati, eventuali situazioni di pericolo. Non sarà più necessario fare questo, sarà questo sistema che in maniera molto semplice permetterà di bloccare qualsiasi mezzo volesse entrare nell'ambito di una manifestazione pubblica se non è autorizzato. Quindi pensare anche a questo. Vai avanti. Abbiamo cercato in maniera molto semplice, ma di ragionare su quello che sono alcune delle attività che vengono svolte in questo ambito centrale della piazza di Follina, per esempio il mercato settimanale, dove abbiamo ipotizzato che invece di mantenere i mezzi sopra la pavimentazione sulla piazza,
possano trovare serenamente il loro spazio con tutta l'attrezzatura necessaria per le loro attività in quest'ambito. Quindi continua ad esserci questa continuità, il percorso per il mercato, ma la piazza se ne viene salvaguardata, mentre ad esempio i mercati che possono essere il mercatino di Natale con le casette, quelle possono esserci tranquillamente, infatti la piazza è attrezzata anche per questo. Queste che vedete sono le linee dei sottoservizi, in questo caso è l'impianto fognario che non è presente, ma che noi andremo a realizzare non solo come dorsale principale, ma con tutti gli stacchi, perché un domani i singoli residenti si possano tranquillamente allacciare. Quindi vengono già predisposti tutti gli attacchi di allacciamento. E la linea, come vedete, si va a estendere oltre un certo punto in modo da cercare un domani di prendere il più possibile i residenti e poi portarli come deflusso dei reflui verso il depuratore. Questo è il sistema di raccolta e captazione di tutte le acque meteoriche. Questa è una linea esistente che verrà mantenuta perché è in ottimo stato, verrà potenziata e ne verranno realizzate delle nuove linee in base alle quote in modo da non avere più problemi di smaltimento o di sovraccarico. Questo è l'ambito invece dell'intervento dell'acquedotto, dove vedete, siccome l'acquedotto ragiona per anelli, quindi ha bisogno di essere collegato in una certa maniera, si arriverà fino praticamente a Piazza Marconi, fino ad arrivare su in cima dove c'è l'abbazia, quindi verranno estese le nuove linee di acquedotto anche in questi ambiti, che escono da quello che può essere l'intervento legato all'ambito della piazza vera e propria, ma che comunque riteniamo che sia necessario realizzare proprio perché il futuro hanno necessità, è l'occasione buona per fare la sostituzione e dimensionare correttamente gli impianti sottoservizi. Questa è una proposta che viene da professionisti semplici che hanno fatto un ragionamento, hanno avuto una percezione di quello che è lo spazio, di quella che è l'idea di un progetto e abbiamo fatto una serie di valutazioni e di considerazioni. Riteniamo che questo possa dare a Follina effettivamente quella lettura del tessuto urbano, di quella vivibilità che oggi è assolutamente assente. Noi crediamo nel nostro piccolo che questo possa invece andare in quella direzione. Spero vi abbia soddisfatto. Grazie. Allora ringrazio perché nel frattempo sono arrivati anche il sindaco di Tarzo, che attualmente ricopre anche la carica di vicepresidente dell'associazione UNESCO, ed è arrivato anche il consigliere regionale Villanova, che sapete è il punto di riferimento della nostra amministrazione per l'amministrazione regionale. Adesso vi è stato presentato, se avete delle domande, dei chiarimenti da chiedere ai progettisti, al pool sono qua e vi daranno le spiegazioni che riterranno opportuno darvi. Grazie. No, ma glielo spiegato. Dove c'è il parcheggio? Rispetto a tutti i parcheggi che ci sono qua, ce ne sono 7 addirittura. Compresi anche quelli che ci sono lì? Io pensavo solo qui. No, questi parcheggi che lei vede, questi sono i parcheggi che noi abbiamo in piazza, che sono più quelli che era qua davanti. Ce ne sono 7-8 in più. Ecco, sì. Io ho capito solo qui. Ok. Sì, ha chiesto. Pochi ancora, sono pochi ancora. Si può fare qualche parcheggio in più. Sì, immagino probabilmente sì. Io abito qui di sotto la via Roma, Sì. che va su a Miane, Sì, e mi arrivano tutte e giù le macchine di là. ho capito. Io le parlo un mese fa, c'era un'anitra seduta giù sulla strada.
tutta la piazza davanti Sì. al bar, davanti al Cavallino, tutte le macchine ferme, quelli che venivano giù a San Clemente.